Un tempo che fu, una messa come allora. Ecco come il vescovo ricorda chi fu papa, ricordando colui da cui prese il nome da pontefice. 44 anni fa San Giovanni Paolo II, salì l'anno successivo all'elezione del Papa predecessore Giovanni Paolo I, Albino Luciani. Quindi in questo giorno è il giorno dell'elezione di Giovanni Paolo I. Dopo un anno, dopo i 33 giorni era morto, è stato eletto Wojtyła Giovanni Paolo II, e quindi è venuto a ricordare l'anno prima l'elezione del suo predecessore. Quindi l'evento dell'arrivo qui il 26 agosto del 79 di Giovanni Paolo II ha segnato questo ulteriore sviluppo di eventi. È stata la salita sua quassù in una bufera di neve, anche quella è storica perché il 26 agosto ne soffrì anche il Papa perché ritardarono di 2 ore anche la celebrazione poi nella serata a Belluno. Ricordi di un tempo passato, ma con il pensiero proiettato dall'attualità a un futuro che preoccupa. L'altro evento che oggi diventa evidente è quello che cosa sta dicendoci la natura, il ghiacciaio sta parlando, sta dicendo il suo gemito. Ecco, quindi è un insieme di eventi che ha molto da dire e sta interpellando tutti. Penso ognuno con quello che può e deve ed è chiamato a fare. Papa Luciani, ricordato quasi in contemporanea anche a Canale d'Agordo dal cardinale Beniamino Stella, che ne ha ripetuto le parole pronunciate nel 1958, poco prima di essere nominato vescovo di Vittorio Veneto. Penso che il Signore continua anche adesso col suo vecchio sistema, prende i piccoli che sono nel fango e nella storia e li solleva alle altezze, chiama dai boschi, dai campi, dalle reti la povera gente e ne fa dei grandi. Al ricordo dei pontefici del nostro recente passato si è poi aggiunto il ricordo di quanti su quelle stesse montagne, ormai più di un secolo fa, durante la Prima Guerra Mondiale, sacrificarono le loro vite per difendere la patria. Questi sono luoghi storici per la nostra nazione, dai quali il nostro esercito oggi trae origine. Quindi rappresentano i valori per i quali i nostri soldati svolgono quotidianamente il loro mestiere, insomma, al servizio dello Stato. Il suo sentimento personale nell'essere qua? È di grande gioia, commozione, rispetto e privilegio.